Mi scioppi. Sono io che scoppio. Mi fai faccio boom. Boom boom boom. Che poi alla fine, dai, ci vogliamo bene, sai. Anche se si litiga, alla fine è sempre una festa grande. Ecco canale, siamo Nettuno. Sì. Perché dovete sapere che questo elemento qua oggi ha letto l'oroscopo e l'oroscopo diceva che aveva Nettuno favorevole. Sì. Ma il bel pianeta canale non è il bel pianeta. Sì, ancora questa storia del pianeta. Adesso facciamo una passeggiata, qualcosa succede. Canale in canale, una manager a bordo di un camper in viaggio per l'Italia, tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Scocciata, no? Perché se la fortuna arriva da me, ormai la fortuna, cosa è successo? è favorevole, Nettuno è favorevole. Manager, guarda che bello il pappagallo. Nettuno favorevole per Canai, favorevole Nettuno. Fermo. È potabile questa qua? Beh, io non ho chiesto a Nettuno, però penso di sì. Canale, ma qua non succede niente. Ascolta, io sono stanca, possiamo almeno prenderci un caffè? Poi prendiamoci un caffè. Grazie. Buongiorno. Sono qua, arrivata Nettuno. Favorevole. Dai canale, ridicolo, dai, non disturbare le persone, dai. Cos'è che succeda? Ragazzi, che cosa ordiniamo? Ma l'internetta? Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei. Insomma, Maria Antonietta, questo è quello che io volevo dirti. È che quella volta mi dispiace, non sono riuscita. Però oggi sei stato veramente chiaro. Oh, È stato un piacere. Che figura, neanche una bottiglia. Questa lunga storia d'amore. Questo è Nettuno favorevole. Che meraviglia, Sì. No, grazie figurati, mille. grazie a te. La Io- berrò pensando a te. E presto sei tu te. Allora, hai visto? Togli la mascherina. Se io avessi ascoltato te, non ne avrei visto Maria Antonietta. Io sono senza parole. Ma dai. Quanto costa lo spritz a Nettuno? 7 euro. Vai, Nicola, corri. Nettuno non è più favorevole. Oh, che bello godersi la colazione con questa vista davanti al Colosseo. Mi sento proprio un privilegiato. Costa un po', ma ne vale la pena. Si sentiva il rumore delle macchine, però. Andremo io e la manager alla scoperta della città di Roma, seguendo le indicazioni di un cicerone che è Danilo da Fiumicino. Noi saremo le tue gambe, saremo i tuoi occhi, faremo quello che tu vorresti fare, ma non puoi perché sei ancora positivo al Covid, va bene? Canale, ti faccio fare il tour quello dei coreani, che i coreani fanno vedere tutto in 5 minuti. Allora, prendi la metro. Allora, è un gioco da ragazzi, va bene? ok. Prima devono scendere e poi si sale. Nessuno per fortuna che scende qua. Aspetta, qua, no, di qua. Alle dell'acqua di qua. Non ti dirai mi di qua. E va a Piazza de Spagna. La scalinata più famosa del mondo. E adesso qui sfilerà la più desiderata del momento. Dai. Perché no? Vabbè, ok. Dove è aperto? Un po' più in su, tieni. Perché? Che si veda bene. Perché? Vado? Sì. Eccola, è lei. E mostra tutta la sua bellezza. Cosa? Cosa dire così? Ma tu non ridere, non parlare tu. E scende con eleganza e si fa desiderare da tutto il pubblico romano. È lei, la magnifica bottiglia del canale numero 5. Tu pensavi di essere te? No, ci sta, dai, io pensavo, ma... No, vabbè, dai, fallo anche tu, dai. No. Corri. Dai, curi. Da Piazza di Spagna vai a Fontana di Trevi. Eccola qua. Eccola, che bella. Tiri la monetina, esprimi il desiderio. Ma che €1, mata! Basta 20 centesimi, dai. Dai, curi. Vai al Pantheon. Poi dal Pantheon ti dirigi e vai a Piazza Navona. Curi, manager. Vai a Campo dei Fiori. Non c'è tempo per fermarci. Dai, curi. Bruno! C'è tempo. E ti dirigi da Roscioli, dove ti mangi la pizza rossa. Fate pure quella con la porchetta che è buona. Dirigiti verso il ghetto ebraico. Vai pure verso il portico d'Ottavia. Ti vai a vedere la fontana delle tartarughe. Bello, dai.
E poi vai sull'isola di Berina Benedetta, curi Benedetta, veloce. e ti dirigi verso Trastevere. Dov'è la Benedetta della manager? Ma dov'è? Dai, dai, ti vedo ancora bello gagliardo. Ora attraversi e ti fai tutta Trastevere. Argento che tutte le baldi. Chi si ferma è perduto. Cosa faccio qua adesso? Dove vado? Dimmi. E vai da supplì a mangiare il supplì più buono di Roma. E poi vai al Colosseo. Dai. Per me la visita di Roma finisce qua, anche perché il Colosseo non l'ho trovato. Ho chiesto anche alla gente in giro, ma nessuno sa dirmi dov'è. Lo vedrò più avanti, un'altra volta, va bene? È venuta bene? Guarda pratica, sì, sta lì, guarda. Allora, Wiki Pedro, dove andiamo? Cosa facciamo? Canal! Sei pronto, Canal? Da dove si parte? Dirigiti verso Porta Romana, trova il modo di arrivare a Porta Romana e poi tutto dritto fino a Santo Spirito. Dai Benedetta, dai, curi Benedetta. Ho trovato l'ortolano di Santo Spirito. Ciao, buco rotto. Perché scusa, buco rotto, hai detto? Buco rotto? E cosa è successo? No, è un modo di dire. Ah, ok. Ti ho fatto un pensierino. È una bottiglia di buon prosecco. Buco rotto è già invidioso, ma non ti preoccupare, dov'è che lascio il tuo? Suole dai a me. Non t'azzardare a lasciargli il vino a qui in Monte di Sudicio, eh. Vai da Massi, il vero simbolo di Firenze e di Pontevecchio. Lo trovi sulla destra prima di imboccare il ponte, non ti puoi sbagliare. Mi raccomando, Porca miseria, non si beve solo Chianti in zona, quindi va diritto a lui. Dice così perché ancora non ha provato il mio. Mi sa. Parti da Pontevecchio, il ponte che un tempo ospitava le macillerie. Quando arrivi nel mezzo a Pontevecchio noterai una meridiana. Su quella meridiana c'è una lucertolina piccina. Cerca di vederla perché quella ti augurerà buona fortuna. Siamo fortunati. Ora non andare dritto come fanno tutti i pellegrini, gira a destra e ti fai tutti gli archi del corridoio vasariano che i medici, la famiglia più importante di Firenze, usava per tornare a casa. Poi giri a sinistra, Uffizi, per poi arrivare in Piazza della Signoria, la piazza degli amici, e li trovi tutti. Monager? Sì? Ma scusami, sono io malizioso? Ma non so, a me mi pare quasi che. Ma questa è arte, Canale. E poi ti giri verso il Perseo di Benvenuto Cellini e dietro la testa del Perseo troverai una sorpresa. La statua duple fas. Grazie Pedro! Bravo, ottimo lavoro. È arrivato il tempo di mangiare e a Firenze per pranzo c'è solo il lampredotto, il lampre. Mi raccomando, piglialo completo, salsa verde e salsa piccante. Per la prima volta. Buono. Piangi e non lo sai quanto altro. Piazza Duomo, la cupola. Dai Benedetta! Curi! Ah, grazie Wiki Pedro, grazie mille. Dopo questa bellezza possiamo ancora superarci qui a Firenze o basta o torniamo a casa? Prima di tornare a casa mi devi assolutamente salutare la Berta, sta ragazza che è rimasta pietrificata sulla chiesa di Santa Maria Maggiore. L'hai trovata? Nicolas come sempre l'ha già vista. No, Sì. ma che noioso. Aspetta, eccola, è lei! Dai, no, scherzo, questa è la manager, ma l'abbiamo comunque trovata. Wikipedia li saluta. Eccola. Poi da lì fai tutta via Tornabuoni, arrivi sul Ponte Santa Teresa e ti godi Pontevecchio. Topperia assoluto. Grazie Wiki Pedro, suonano anche le campane, per me sono arrivato, mi godo il Ponte Vecchio, ti aspetto sulle colline del Prosecco, grazie per questa bellissima giornata, bellissima come Firenze.